perché io purtroppo vedo più sedie bianche che umani, che sarà il destino di quest'estate, uccisi dalle paure. Sono degli studi accurati sui meccanismi uomo-donna, vivere insieme, quanto è difficile, quanto alla lunga è impossibile. La fase A l'abbiamo vissuta tutti ed è bellissima perché sappiamo tutti che il sesso è il motore del mondo. Quindi la donna è giovane, bella, la pelle levigata, ti sorride. Questa è la fase A. Torna nella stessa casa dopo solo 3 anni. La casa è buia, il corridoio è umido. In fondo vedi degli occhietti che fanno così. Cerchi di stanarla con dei richiami. C'è una tecnica, lasci 50 euro in mezzo al corridoio con un filo di nylon e la luce del telefonino arriva. C'ha un pigiamone intero, 180 bottoni, che vuol dire intrombabile, con disegnati qui 2 orsacchiotti che ti guardano così. Vuol dire, ma come cazzo fai? E questo ti capiterà per tutta la vita. Vanno in Liguria la domenica, vedi al casello c'è questo rettilino enorme, 1200, un Kawasaki 1200, che fanno così, sembra una riunione di condominio, certo le biciclette nell'androne, immaginate a Noto, Dio, certo le biciclette nell'androne. Le arterie del cervello, ho sentito proprio perdere conoscenza, l'occhio vitreo, non ridevano, stavano male, soffrivano, alcuni sono morti. La rete trasmittente, questo coglione telefonava durante la battaglia. Dallo zaino gli usciva un'antenna di 4 metri. Tutti vedevano l'antenna e tutti gli sparavano. La telefonata era così, pronto? Parla forte perché mi stanno sparando un po' da tutte le parti. Sì, per via dell'antenna. Cancellami dalla rubrica, tanto qui mi ammazza in questi 6 minuti. Come? Ora cercate di anticipare, perché stamattina nessuno ci arriverà qui, a Badia. Nessuno. Pronto? No. No, non ci potete arrivare. No, in ginocchio tutto bene. Nessuno.